Focus TG, buonasera e ben trovati. Innanzitutto i numeri, la situazione che stiamo vivendo in Veneto in questo momento con gli aggiornamenti dati proprio dalla Regione Veneto, che possiamo vedere magari proprio con questo schema che ci ricorda che sono 291 i casi confermati nella Regione, sono 17 in più rispetto all'ultimo aggiornamento che era quello di questa mattina. Il cluster di Vo resta uguale, questo sicuramente è una buona notizia, sono 3 a Vicenza, 14 nel cluster di Verona, 42 in quello della provincia di Venezia, escluso Milano. Treviso sono 82, sono 10 casi in più, quindi questo è importante come dato. Come pure scorrendo potete vedere che restano identici i cluster di Padova, quello di Limena, quello di Milano, essenzialmente quello di Verona è l'altro piuttosto importante. Possiamo anche vedere assieme qual è la variazione per quanto riguarda i ricoverati. Sono 71 in totale, 17 dei quali sono in terapia intensiva, sono 3 in più in terapia intensiva rispetto all'ultimo dato, 4 in più in totale quello dei ricoverati. Vedete invece nelle singole linee qual è la divisione per quanto riguarda i ricoverati. I numeri più grandi sono quelli di 29 a Padova e di 20 all'ospedale di Treviso. Ma adesso assieme andiamo a fare un punto con Valentina Visentin per quanto riguarda il Padovano. Buonasera da Padova per fare un punto della situazione di questa giornata, una giornata che si è aperta a Vo con l'arrivo di merci ma anche con la consegna delle pensioni in posta, lo vedremo nelle immagini. Per quanto riguarda Limena, l'altro cluster padovano, si deve registrare il secondo ricovero, ma al momento il sindaco dice la situazione è tutta sotto controllo, non siamo mai stati lasciati soli e presto anche la scuola frequentata dalla piccola, la paziente più piccola risultata positiva al coronavirus verrà sanificata. Questa è la situazione per quanto riguarda i due comuni che sono i due cluster padovani insieme invece ai più generici contagiati che sono circa una trentina nella provincia di Padova. Ma la giornata di oggi fa registrare anche la notizia positiva che riguarda la riapertura di alcuni siti museali padovani, siti simbolo come la Cappella degli Scrovegni e il Palazzo della Ragione e i musei civici eremitani, anche se la crisi riguarda il settore alberghiero, con un albergo che ha deciso di chiudere, di sospendere l'attività per la psicosi da coronavirus, e la categoria degli albergatori termali invece che fanno sapere che stimano già un danno economico pari a 20 milioni di euro. Storie che vi racconteremo oggi. Poi c'è un'altra comunicazione importante che riguarda l'aspetto sanitario, perché domani l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin avrà un importante incontro qui in prefettura a Padova con la conferenza dei sindaci dell'USL 6 Euganea. Si farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus e anche si farà il punto del futuro, del presente e del futuro dell'ospedale di Schiavonia. Nei giorni scorsi c'era stata la notizia di della possibilità di destinare un'area di questo nuovo ospedale di Schiavonia da dedicare ai ricoveri da coronavirus in caso di un'eventuale emergenza e quindi di una sofferenza degli altri reparti, e quindi qualora ci fossero maggiori accessi all'interno dei reparti, l'ala di Schiavonia verrebbe messa a disposizione. Domani l'assessore regionale Lanzarini incontrerà appunto i sindaci della conferenza dei sindaci dell'USL 6 proprio per capire il futuro dell'ospedale di Schiavonia, e quindi sapremo quale sarà il destino dell'ospedale di Schiavonia. Intanto vi mostriamo con le immagini quello che è accaduto a Vo, dove si inizia la seconda settimana di isolamento. Lo scambio avviene lungo una piccola lingua d'asfalto, la zona franca che divide Vo da Rovolon. Checkpoint 1, quello di via Giuseppe Verdi, viene chiamato così ormai da giorni. Il paese di Vo inizia così la sua seconda settimana di isolamento. In mattinata sono arrivate alcune merci, eccole mentre vengono depositate all'interno del cordone di sicurezza, presidiato come sempre dai carabinieri. Il tempo per il fattorino di rientrare nel furgone parcheggiato all'esterno dello sbarramento, ed ecco che la merce viene ritirata da chi vive in quarantena. Tutto viene depositato sulla strada.
Ma oggi a Vo non sono arrivate solo le merci. Ecco cosa è accaduto alle poste che si trovano in centro paese. Qui sono arrivate le pensioni. All'esterno, coperti dalle mascherine, alcuni anziani in coda per il ritiro. Un gesto così ordinario che sembra per qualche istante far ritornare il paese alla normalità, quella normalità prima dei giorni del coronavirus. E a questo punto sentiamo cosa ha detto oggi il presidente della regione Zaia. Noi abbiamo oltre 260 persone positive, ne abbiamo 64 in ospedale, delle quali 14 in terapia intensiva. Questa settimana io la considero cruciale dal punto di vista sanitario, dovremmo capire bene l'evoluzione, non posso non ricordare che solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 42 positivi. Se l'evoluzione sarà un'evoluzione sostenibile, si può parlare di un contenimento del contagio, quindi misure che funzionano. Se sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo, dopodiché speriamo che inizi velocemente la discesa e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario. Facendo il punto della situazione nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera, il governatore Zaia ha evidenziato come questa settimana permetterà di capire meglio come muovere i passi successivi, ricordando anche che il decreto viene fatto perché c'è un'indicazione dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi non è che non c'è un problema, c'è un'emergenza sanitaria che deve essere affrontata. Dall'altro poi ci vuole anche il buon senso di affrontare le parti del decreto non sono chiare, perché il decreto perfetto è quello del coprifuoco, no? Dove tu vieti tutto e allora sai che non scontenti nessuno. Faccio solo l'esempio delle messe e quindi delle chiese, che è una delle classiche condizioni nelle quali si è in grado di garantire la distanza tra i partecipanti alla messa. I locali sono grandi e quindi anche qui lì è stato risolto il problema. Adesso vedremo di capire se ce ne sono altri da affrontare. come da affrontare l'aspetto economico, seriamente compromesso. Ho sentito anche ieri sera il Bonaccini, Fontana, stiamo preparando un documento come governatori delle 3 regioni maggiormente colpite, se così si può dire, perché tutte ormai hanno delle presenze di casi positivi, e di un provvedimento di richiesta con tutta una serie di misure che suggeriremo per le nostre imprese, per le microimprese e per le imprese in generale. Visto e considerato che il momento è tragico, bisogna anche ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga. Molte imprese non conoscono la cassa integrazione, ma in questo caso se restano a casa i lavoratori, se non c'è lavoro, oggettivamente non è che puoi mettere tutti in ferie, ma bisogna anche pensare che comunque le imprese devono uscire da questa crisi non morte ma vive. E sul ruolo dell'Europa Zaia risponde: Chi l'ha vista? Mi sembra di capire che l'Europa non abbiamo visto niente fino adesso. L'Europa è una bella occasione per dimostrare di esistere, al momento non c'è. In totale, facciamo anche un punto dei dati italiani, sono 1835 gli ammalati, con 258 persone in più rispetto a ieri in tutta Italia naturalmente. Stiamo parlando anche di 52 persone che sono morte, ci sono 149 persone guarite, che sono comunque 66 in più rispetto a ieri in un giorno. In totale in Lombardia i casi da sola sono oltre 1000, sono 1077, ma poi bisogna ripartire con il simbolo per esempio la Cappella degli Scrovegni a Padova. I luoghi della cultura, simboli di Padova, riaprono ai visitatori ad una settimana dall'emergenza coronavirus. Palazzo della Ragione, Cappella degli Scrovegni e Musei Civici degli Eremitani sono pronti nuovamente ad accogliere padovani e turisti. Accessi ridotti, i visitatori dovranno osservare infatti le distanze di sicurezza e il cosiddetto droplet imposto dal decreto del Consiglio dei Ministri. Avevamo voglia di dare un segnale positivo ai padovani ma anche all'Italia a livello internazionale. Aprire la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Museo degli Eremitani, luoghi simbolici dell'identità cittadina, significava dare un segnale di speranza. Evidentemente questi luoghi hanno attraversato la storia lunga del nostro territorio, hanno visto Padova cadere ma anche risorgere e risplendere, quindi è un piccolo segnale simbolico che però vuol dire che Padova non molla. Potranno entrare all'interno della Cappella degli Scrovegni gruppi di al massimo 10 persone alla volta, quando un tempo invece gli accessi erano di 25 persone. L'area dove si sosta per la decontaminazione degli indumenti dalle polveri esterne è già stata allestita con sole 10 sedie a distanza di 1 metro una dall'altra.
A Palazzo della Ragione e ai musei civici eremitani gli ingressi saranno invece contingentati. Tuttavia il Comune di Padova ha dovuto cancellare numerose prenotazioni per la cappella, visto che i numeri giornalieri di ingressi sono stati ridotti. Le cancellazioni più importanti riguardano anche le mostre aperte in città, come quella al Centro Culturale San Gaetano del Belzoni, che doveva essere visitata da molte scolaresche. Palazzo Moroni stima perdite di oltre 10.000 euro al giorno. Per questo l'assessore alla cultura chiede al Ministero di poter riaprire anche le mostre. Noi crediamo che sia intelligente modificare la norma, cioè così come si entra in un museo rispettando le prescrizioni sanitarie e le precauzioni tecniche, lo stesso si potrebbe fare per le grandi mostre. E non meno vero d'altro canto che per la città è un danno enorme. Ogni giorno noi perdiamo qualcosa tra i 12 e i 15.000 euro di incassi da bigliettazione. E facciamo il punto anche con il sindaco di Venezia, Brugnaro. I musei sono già aperti questa mattina, stanno già riaprendo, i musei di Venezia sono 11 musei comunali che sono riaperti, apriamo la Fenice per le visite guidate, abbiamo questa grande come posso dire, voglia di amicizia fra di noi con le guide turistiche, con i commercianti, gli albergatori che sono stati ovviamente i primi a essere colpiti. I musei civici veneziani riaprono al pubblico. Gli ingressi saranno contingentati anche nelle singole sale come prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Altre istituzioni culturali cittadine si stanno muovendo sulla stessa linea. Si tratta di un primo piccolo passo alla ricerca di una parvenza di normalità in una situazione che normale continua a non essere. Istituzioni, categorie economiche e professionali, sindacati della città metropolitana si sono confrontati a Mestre sulla crisi economica innescata dal coronavirus, pronte poi a dialogare con Roma. Oltre a dare una mano al governo, se ce lo chiederà, ben volentieri, io domani mattina sono dal Presidente della Repubblica, spiegheremo delle cose anche tecniche che secondo noi possono essere fatte, diamo la nostra totale disponibilità al governo per parlare con i nostri migliori amici che sono il mondo intero, amici di Venezia, quegli amici che non possono finire in quarantena se vengono a Venezia o se vengono in Italia. La prima preoccupazione ora è che in quarantena non ci vada l'economia. I timori sono anche per l'occupazione, soprattutto per quei lavoratori privi di ammortizzatori sociali, dicono i sindacati. Tra chi prende la parola in assemblea c'è poi chi chiede il calmieramento dei prezzi d'affitto di negozi, bar e ristoranti e chi punta il dito contro la fragilità di uno sviluppo che a Venezia è puntato tutto solo sul turismo. Per Brugnaro bisogna ripensare all'economia a livello nazionale. È stata delocalizzata molta produzione, si è delocalizzato in Cina, si è delocalizzato in altri paesi a basso costo del lavoro, non si sono fatte le scelte strategiche per il paese, penso per esempio alla filiera dell'acciaio. Adesso ci accorgiamo che ci mancano i bulloni, perché non arrivano e non ne abbiamo sufficienza nei nostri magazzini. Allora io propongo una filiera più corta, dico bene, visto che abbiamo capito che la globalizzazione ha qualche piccolo difettuccio, allora in parte riprendiamo certe produzioni in Italia. Ci fermiamo per una pausa, poi molte altre notizie. A Venezia si sono incontrate le categorie economiche di tutta la regione perché bisognava insomma fare il punto, a cominciare dall'assessore Marcato in regione appunto per vedere quali mosse, quali sono le prime necessità per cercare non diciamo una luce in fondo al tunnel che adesso è ancora lontana, ma insomma strategie di difesa, diciamo così. Un tavolo di concertazione delle categorie economiche allargato per l'occasione ai principali enti fieristici veneti è quello convocato a Venezia dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato per ragionare in maniera unitaria sull'emergenza coronavirus, formulare richieste comuni e portarle al governo. Tra le prime, lo sblocco degli 83 miliardi di opere pubbliche fermi per pastoie burocratiche, ma non è l'unica richiesta, a partire da quella per l'allargamento della cosiddetta zona rossa. Servono provvedimenti strutturali che riguardino tutto il nord che oggi è colpito da questo coronavirus. Bisogna drenare nel sistema produttivo del nord liquidità importanti e le moratorie che sono all'ordine del giorno sono come dire, degli elementi delle precondizioni ma assolutamente non sufficienti. Servono risorse importanti, ovviamente l'Europa stessa deve fare la propria parte. Il contagio tra stati potrebbe non riguardare solo il coronavirus, ma anche la situazione economico-finanziaria. Per questo, oltre a Roma, anche Bruxelles deve fare la sua parte. In questo senso, Marcato lancia un messaggio chiaro: mettere in sicurezza l'economia italiana significa anche blindare l'economia europea.
Al tavolo di Venezia non c'erano i sindacati. Il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, ha lanciato al proposito un appello alla Regione affinché si abbandoni la logica dei tavoli separati e si attivi una cabina di regia unica. All'orizzonte intanto c'è un incontro con le banche. Alle banche noi chiediamo un'attenzione particolare alle nostre imprese, cioè in questo momento particolare le nostre imprese hanno bisogno di avere le banche vicine a loro, devono avere il proprio istituto di credito che sia partner, che sia complice in questo momento. Non possiamo avere le banche che diventano un problema per le nostre aziende che hanno già dei problemi evidenti. C'è poi anche un'opera di comunicazione all'estero che deve correre su nuovi binari. Il fatto di dire che il Veneto è bello, che Venezia è straordinaria, io credo che tutto il mondo questo lo sappia. Noi dobbiamo dire in maniera chiara e netta che a Venezia si può venire tranquillamente, che a Padova si può venire tranquillamente, che a vedere l'Arena di Verona si può andare tranquillamente, non c'è l'aria inquinata, non c'è uno scenario post bellico, non ci sono gli zombie che escono di notte, è tutto normale, basta avere qualche accorgimento minimo e si può tranquillamente venire in Veneto, nelle nostre spiagge, nelle nostre montagne, nei nostri laghi, nelle nostre città d'arte, perché non c'è nessun problema. Don Mazzi è stato operato all'ospedale di Bassano e è stata anche l'occasione per chiedergli, visto che aveva molta voglia di parlare a 91 anni comunque, qual era il suo pensiero su quello che sta accadendo, su questo virus che ci sta condizionando così tanto. L'emergenza coronavirus deve essere un'occasione per crescere anche nella disgrazia. Ancora una volta lo sguardo trasversale, differente e rivoluzionario di Don Antonio Mazzi trasforma la quotidianità dell'emergenza in una lezione di vita. Ecco il suo messaggio dall'ospedale di Bassano del Grappa, dove è stato sottoposto a un'operazione all'anca. Usiamola, secondo me, anche questa disgrazia, usiamola per educare, per cambiare la mentalità della gente, per maturarci di più, per far capire che anche una onnipotenza come la Cina dalla sera alla mattina può diventare una debolezza, che sono cose che non avremmo mai pensato fino all'altro giorno e oggi sono così. Le ricadute del coronavirus sulla società riguardano, secondo la lettura di Don Mazzi, soprattutto i giovani. Colpisce soprattutto i luoghi dei giovani, perché c'è la distanza, il modo di parlare, attenzione a tutta quella serie di iniziative che sono di prevenzione, che sono soprattutto da usare nei bar, nei cinema, negli stadi, va bene, nei luoghi di affollamento, che sono i luoghi preferiti dai giovani. E quindi anche questo è molto importante, far capire ai giovani che ci sono anche altri luoghi e altri modi in cui ci si può divertire e anche non rischiare di cadere in queste trappole qui. E Don Mazzi richiama anche chi si occupa di informazione al rispetto dei propri doveri, mentre per la politica ha un monito molto severo. L'informazione è la prima, ma subito dopo viene anche la formazione. Cioè io quando parlo non parlo solo per informare, sapendo che oggi la comunicazione è molto importante, è chiaro che informo e contemporaneamente cerco di informare in modo tale che la formazione non crei mentalità sbagliate, non crei paure sbagliate, addirittura delle fobie o peggio ancora. Oppure, e qui permettete che lo dica, che non si arrivi ad usare anche in questi momenti la informazione, va bene, come diciamo aiuto politico. Io divento una bestia. Quando si arriva lì vuol dire che non abbiamo capito assolutamente niente. A proposito di preti, visto che Don Antonio Mazzi, lo abbiamo appena sentito, viene confermato, lo vediamo assieme dai vescovi delle diocesi del Veneto, lo stop alle celebrazioni eucaristiche fino a domenica 8 marzo, compresa in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi questa è stata la decisione dei vescovi del Triveneto. Parliamo di cose più prosaiche ma assolutamente utili, parliamo di poste. Signore, guardi, andiamo a Scaglioni.
entra nel vivo l'ordinanza anticontagio coronavirus messa a punto dal governo, che prevede gli ingressi scaglionati per evitare gli assembramenti negli uffici pubblici, come qui nella sede centrale delle Poste Italiane a Treviso, dove fuori della porta, per maggiori chiarimenti, è stato appeso un avviso alla clientela. Alcuni lo leggono, altri non se ne accorgono, la porta comunque è chiusa. A dare le spiegazioni è un impiegato delle Poste Italiane che coordina le entrate e raccomanda a tutti, una volta entrati, di mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. E quella che abbiamo suggerito anche nel rispetto delle indicazioni che sono arrivate sia a livello ministeriale che a livello locale dalle istituzioni, che è quello di non assemblarsi e di rimanere comunque a una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Quindi il motivo per cui abbiamo messo questi avvisi fuori dagli uffici postali era per disciplinare un pochettino gli accessi, però devo essere sincero, la cittadinanza ha collaborato. Nell'ufficio il continuo andirivieni di persone è incessante, soprattutto di anziani arrivati per ritirare la pensione. Con queste misure di sicurezza si tutelano i cittadini e il personale al lavoro, ci dicono in molti. Tante persone le accettano di buon grado, altri non ne capiscono il senso. Credo che sì, siano iniziative giuste e finché non ci sarà la completa, estinzione del virus, è meglio comportarsi così e adeguarsi alle nuove norme. Sa lei di questa cosa? No, che c'è una gran confusione, non si capisce niente. Questi contingentamenti da una parte e dall'altra, negozi, posta, banche, ma non lo so perché, sto panico. Secondo i dati più aggiornati dell'INPS, 1/3 dei pensionati ritira la propria mensilità alle poste, il restante ha un conto corrente bancario. Sono i pensionati con la minima quelli che più di tutti gli altri si recano agli sportelli per ritirare direttamente la propria pensione. Poste Italiane vuole allora dare un consiglio a questi pensionati per evitare di recarsi negli uffici. A supporto di questo tipo di attività, l'azienda ha inviato anche a tutti i nostri clienti che hanno l'accredito della pensione o dello stipendio sul conto, sul libretto postale e sulla PostePay anche un SMS invitandoli eventualmente ad acquisire le somme con l'utilizzo dei nostri ATM che sono disponibili su tutto il territorio. Questa salvaguardia un pochettino dalla salute di tutti i nostri clienti, che è una delle cose a cui teniamo maggiormente. Ci ritroviamo dopo una brevissima pausa.